Buon pomeriggio, sono Andrea Bigliotti di Mestre Mia, vi do il benvenuto a questo terzo incontro del primo ciclo che abbiamo organizzato per cercare di far meglio conoscere a noi non addetti ai lavori alcune delle più significative attività del porto della nostra città, questa grande risorsa che, come abbiamo commentato qualche volta, ancora da noi cittadini è poco conosciuta. Un saluto come di consueto a quanti ci seguiranno in streaming o su YouTube, ai quali ricordo che siamo in Calle Legrenzi, nella sede di The Hub, il nuovo centro per la formazione, produzione e condivisione digitale, che vi invito a venire a conoscere perché è veramente molto interessante. I primi due incontri hanno dedicato un focus prevalentemente, diciamo così, alle navi e quindi abbiamo nello scorso affrontato il tema dell'attività degli agenti marittimi, questi professionisti di fiducia, riassumo così, degli armatori e del comandante della nave che arriva in porto, e nel primo avevamo iniziato con l'attività dei rimorchiatori, che avevamo citato anche essere, diciamo, una componente della vita del porto che ci è più facile vedere perché anche passando per Venezia li vediamo ormeggiati in un bel numero. E per questo terzo, per in qualche modo che cominciare a muovere i temi, abbiamo chiesto alla Presidente del Propeller Club, Anna Carnielli, che saluto e ringrazio, di aiutarci a porre l'attenzione questa volta sulle merci. È nata così l'intervista di oggi al dottor Mauro Marchiori, Executive Director di FHP Venezia e Chioggia, che ringrazio di aver accolto il nostro invito, in cui scopriremo le attività dei terminal dedicate ad una vasta tipologia di prodotti denominati, ci faremo spiegare anche meglio, rinfuse solide e project cargo. Prima di avviare la nostra intervista, un saluto alla Presidente del Propeller Club, come di consueto. No, ma sono anche in piedi, tanto sarà breve il saluto. Allora, sono più sì, veloce. sì. No, allora, ringraziamo intanto il Presidente dell'associazione che ha creato questa, diciamo, Mestre Mia, perché è riuscito a creare quella sinergia che magari per certi versi mancava. Noi siamo un club culturale dello shipping, quindi non ci andiamo ad arrogare ruoli che non ci pertengono, perché ci sono varie associazioni e noi cerchiamo come, diciamo, rappresentanti a vario titolo del cluster marittimo locale di creare delle occasioni come queste per diffondere sicuramente la cultura del mare, e lo fanno comunque. Il Propeller Club è presente in tutte le città, porto, sia in Italia che all'estero, in vari stati. La mission è anche appunto questa, di cercare di portare a conoscenza di coloro i quali magari non si occupano per esigenze di lavoro, oppure non hanno parenti in famiglia che si occupano, diciamo, occupano posizioni in istituzioni oppure in aziende private che hanno a che fare con il mare, però potrebbero magari comprendere sicuramente l'importanza dei ruoli che diciamo, vengono ricoperti da molti dei soci che sono nella nostra associazione e che sono sconosciuti ai più. Molti si riempiono, diciamo, la bocca del termine logistica, shipping, però non si comprende quanto importante è un porto per una città, per il retroporto. Comprenderlo sicuramente crea meno problemi anche al porto stesso, diciamo, perché spesso è considerato sporco, brutto e cattivo, e invece no, deve essere compresa e vissuta come una risorsa per il territorio, con le ricadute importanti anche per i ragazzi che stiamo cercando tutti di
incoraggiare a vedere qualcosa di utile anche in termini economici, perché presenta diciamo, posizioni che sono molto più remunerative in un settore che sta diventando di nicchia e che molto spesso, soprattutto lato terra, non si vede, ma non si vede perché non lo si conosce. Quindi il nostro è un apporto e anche un'intesa virtuosa che si è sviluppata senza diciamo, grandi preparativi, ma con sostanziale intendimento, che è quello appunto di diffondere nel senso utile oltre che buono questa benedetta cultura del mare, che non è intesa in senso generico, aulico, ma sostanziale nel senso operativo del termine. Quindi io ringrazio ancora e ringrazio anche il nostro socio Mauro Marchiori che ci fregiamo essere appunto parte della famiglia del Propeller Club, che è un club amicale, ripeto anche questi termini, anche per, vedo il responsabile del gruppo giovani, mi fa molto piacere perché si è creato anche un gruppo giovani come dire, partecipato, non spinto nell'ambito del Propeller, e questa cosa dà conferma degli intendimenti che anche con queste nostre piccole iniziative pian pianino stanno seminando e crescendo anche dei virgulti che un domani prenderanno il posto sia in porto che in città di tutti noi, ma con una coscienza che parte da una cultura del lavoro nel porto. E per fare questo bisogna avere quella trasversalità che tutti noi dobbiamo acquisire possibilmente in varie occasioni. Questa vuole essere una di queste. Ringrazio ancora Mauro Marchiori che è veramente nell'ambito del Propeller una punta d'eccellenza sia per la sua esperienza personale ma anche per diciamo, la società che rappresenta a Venezia, e Venezia, quando dico Venezia intendo anche di comprendere Mestre e tutto il territorio del Veneto, che deve essere orgoglioso di realtà come queste che avremmo oggi occasione di sentire nell'ambito del nostro territorio, quindi a Venezia. Grazie. Grazie Presidente. Allora dottore, le proporrei di cominciare a spiegarci l'attività, il ruolo di un terminalista, perché negli incontri precedenti abbiamo tanto capito che tutte le aree del porto in realtà sono pubbliche, sono demaniali, no? E quindi sì. Il terminalista cos'è e cosa fa in generale? Bene, allora intanto grazie e sono contento che si apprezzi e si cominci a capire l'importanza della portualità, ma ricordo sempre a tutti che poi ho portato, che secondo me è utile anche ai colleghi, sebbene esperti del settore, uno studio che ha fatto, uno studio di ricerca che ha fatto a febbraio con dei dati aggiornati relativamente all'importanza dei volumi sia dal punto di vista di quantità che dal punto di vista economico che si muovono nei porti. In particolar modo Venezia, ovviamente il porto di Venezia è fondamentale per la città, ma devo ricordare sempre a tutti che non è importante solo per la città, anche per la regione, per il nord Italia, nella sua piccola fetta anche a livello nazionale, perché qua abbiamo un'eccellenza effettivamente nel porto di Venezia. Io lavoro appunto in un terminal, faccio il direttore di 3 terminal precisamente allocati qua nell'ambito veneziano, quindi 2 nel sito di Marghera e 1 nel sito di Chioggia. Confermo quello che diceva lei, che mi aveva benissimo spiegato il dico collega perché lavoriamo praticamente sempre assieme, il dottor Gallo l'altra volta. Effettivamente i terminal oggi è un po' un promiscuo, ovvero sia generalmente il ciglio di banchina, o quindi quello che è fronte acqua, è sempre demaniale, punto. Quindi ci sono alcuni terminal dove hanno solo questa corona, questa cinta lungo la banchina che è di demanio marittimo dato in gestione all'autorità portuale nel caso c'è un'attività commerciale, e la parte dell'entroterra a volte può essere anche quella del demanio, o a volte possono essere anche impianti privati, terreni privati, dove che il privato può eventualmente costruire, esercitare e fare delle attività. Ovviamente al 99,9 su 100 sono sempre attività legate, essendo limitrofe all'acqua, allo sbarco, l'imbarco, quindi alla portualità. Il terminal sostanzialmente è quello che fisicamente movimenta la merce, quindi quella che in qualsiasi modo può arrivare, proviamo a dirlo in parole semplici anche per i non esperti della materia,
può arrivare in porto con il camion, con il treno, con la chiatta, poi vedremo anche l'intermodalità casomai dopo, e viene imbarcata per essere esportata, trasferita a volte anche a livello nazionale, a volte a livello europeo e molto spesso anche verso il Far East, verso gli Stati Uniti o altre parti in tutto il mondo, oppure fa l'operazione contraria, quindi arriva la merce estera o nazionale o comunitaria, arriva nell'ambito portuale, il terminal la fisicamente sbarca, buona parte delle volte la deposita nei propri piazzali o magazzini per poi essere riconsegnata per treno, per camion o per chiatta, dove che va poi al ricevitore finale, il vero utilizzatore della merce. Noi come gruppo, come FHP, lo dice un network italiano, qual è la chiave di volta di FHP? Che a differenza di altre grandi aziende che generalmente sono strutturate in modo verticale, noi siamo strutturati in modo orizzontale. Dal 2019 un fondo, che dopo vediamo, che si chiama F2I, ha deciso di investire nel settore logistico. Oggi, dal 2019 ad oggi, siamo tutti questi puntini che voi vedete sulla cartina. Quindi noi a livello portuale siamo presenti a Savona, Carrara, Livorno, firmato oggi a Torre Annunziata sotto Napoli, siamo presenti a Chioggia, a Venezia e a Monfalcone come terminal portuali. Poi come terminal intermodali ferroviari siamo presenti a Fiorenzuola, a Piedimonte, Coronata, Villa Selva, e poi sempre grazie al discorso di interazione tra porto e ferrovia arriviamo a coprire buona parte dei paesi europei. Ovviamente ricordo sempre a tutti che oggi le norme prevedono che dopo lo Stato italiano tu devi appoggiarti alle aziende autorizzate a circolare sulle ferrovie dello Stato nel quale tu vai a percorrere. Quindi questo è quello che oggi sta facendo FHP. Ecco il fondo che vi dicevo, sostanzialmente la proprietà di FHP è un fondo infrastrutturale italiano, fondo chiuso, non sto là a spiegarvi tante cose che non voglio perdere tempo, però l'importante è da capire questo, che questo fondo è già presente nel settore aeroportuale, è presente nel settore dell'energia, magari tutti conoscono di più Sorgenia, tanto per dare un riferimento, siamo presenti nella parte delle telecomunicazioni, questa azienda qua che magari la gente non la conosce è la proprietaria, di cui è proprietaria F2I, di tutte le antenne ripetitrici del gruppo Mediaset, e siamo presenti anche nella parte health, nella parte sanitaria sostanzialmente. E soprattutto ecco che è nato l'FHP Group, quello per la quale io lavoro e rappresento i 3 terminal veneziani. Diciamo che anche questo è significativo, se un grosso gruppo finanziario investe in un'attività portuale. Perché è strategica. Appunto, io faccio sempre questo esempio, l'Italia è un bello stivale, come insegnano sin dalle elementari all'asilo, è circondato dal mare. È un paese che trasforma generalmente, quindi la merce arriva, viene trasformata ed esce, a parte il consumo che c'è a livello nazionale / europeo, quindi effettivamente la cosa più strategica che effettivamente in Italia c'è sono i porti. Questa è la cosa fondamentale. Cos'è che noi soprattutto come break bulk, che oggi andiamo a parlare, che magari la gente conosce molto di più, i container. Lei ha usato già un primo termine tecnico, il break bulk. Che lo andrò a spiegare un po'. Ecco, allora, noi generalmente come terminalisti movimentiamo tutte quelle merci che non sono né containerizzate, né container e né liquide. Facciamo tutto il resto, quindi possono essere rinfuse, merci incolli, prodotti siderurgici, prodotti agroalimentari, cellulosa, colli eccezionali, un po' di tutto. Diciamo che buona parte dei prodotti che passano attraverso i nostri terminal sono sostanzialmente legati al settore secondario e quindi noi buona parte movimentiamo prodotti chimici, movimentiamo buona parte di prodotti chimici, ormai quei pochi rimasti, anzi nella ex petrolchimico di Marghera. Abbiamo la fase di abbigliamento, elettronica, mobili, carta, autoveicoli, alimentare, siderurgico, macchinari e costruzioni. Va bene, adesso qua non vado a spiegarvi, questa è la cartina di prima, per farvi capire le dimensioni. Oggi, non è ancora aggiornato, questo è un po' vecchietto, siamo presenti con 9 concessioni in 6 porti, siamo circa 400, abbiamo circa 1000 persone di dipendenti, abbiamo circa un 400 mezzi di sollevamento, un 57 locomotive, che più ne ha più ne metta, per far capire cosa vuol dire mettere in rete più aziende. Cosa ha fatto FHP? Sostanzialmente dal 2019
2019 sta andando ad acquisire diverse aziende in giro per l'Italia che secondo lui le ritiene strategiche. Ovviamente stiamo parlando di terminal in questo caso, o in ogni caso aziende legate alla parte del terminal logistica. Quindi è andata ad acquisire aziende costruite da, all'epoca ovviamente, imprenditori, chapeau, bravissimi, perché altrimenti il fondo non le avrebbe acquistate, immagino, e le ha messe tutte insieme sostanzialmente, le ha messe tutte a fattor comune, che non è semplice, perché una fa cellulosa, una fa project cargo, una fa agroalimentare, una fa siderurgico, eccetera, quindi abbiamo dovuto mettere tutto insieme e rientrano tutte sotto questo unico gruppo sostanzialmente. Qua non vi perdo tempo qui, valori eccetera, per farvi capire i volumi, questi qua sono aggiornati al 2024, poi invece ho quella redazione che ha fatto lo studio che invece è aggiornata a febbraio 26, quindi con tutto il 25 compreso. Noi come FHP a livello di break bulk, quindi tornando a tutto ciò che non è container e ad oggi non è liquido, copriamo con la nostra rete circa il 15% del mercato del 2024 a livello italiano. Noi siamo presenti solo in Italia, con i porti che avevo detto, e soprattutto si movimentano prodotti siderurgici, materiali chimici, lapidei, cellulosa, macchine, camion, rorotto, sostanzialmente, colli eccezionali e project, che dopo andiamo a capire un po' le differenze. Quindi tornando alla sua domanda di prima, break bulk cosa vuol dire? Tutto ciò che viene spedito, ricevuto, sbarcato, movimentato, che non è in container. Quindi può essere la bobina d'acciaio, può essere una classica rinfusa, quindi la ghisa o il grano che va per l'agroalimentare, quindi per alimentare tutti gli allevamenti, la cellulosa, il rottame, il marmo o colli eccezionali. Nei nostri terminal passano quotidianamente dalla scatoletta piccolina a mo' di spedizione della DHL al pezzo eccezionale da 1000-1500 tonnellate. Ecco, questo è un esempio delle merci che movimentiamo. Infatti io volevo mostrarle un video tanto per far chiarire bene, poi non volevo perdere altro tempo con la presentazione dell'azienda, volevo andare più che altro sulle domande e mostrare a tutti effettivamente come si dice, siamo certificati, ovviamente i tempi passano, non sono più, la gente deve pensare che il porto non è più quello che era una volta, il porto sta progredendo sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista dell'efficienza, dal punto di vista del green, quindi sta andando avanti sempre di più l'intermodalità ferroviaria, perché l'intermodalità ferroviaria va a ridurre i camion sulle strade, quindi volevo dire il porto sta avendo in questi anni un'evoluzione importantissima che si deve adattare a tutte le problematiche che tutti hanno conosciuto, vedete l'ultima guerra che oggi è in atto, quindi pertanto bisogna effettivamente pensare. Stavo andando ma il video non si era aperto, non si apre il video, non so il perché, mi dispiace, volevo mostrarvi questo video ma non si apre. La parte ferrovia, concludo, noi come ferrovia abbiamo la compagnia ferroviaria italiana, anche questa, sto parlando i dati del 24, a parte Merci Italia Rail, che ricordo a tutti che serve l'azienda pubblica dal punto di vista trasporto merci, non persone, noi copriamo il 13% del mercato con la nostra azienda e sta crescendo molto. Questi sono i vari punti che vi dicevo e non c'era altro, volevo solo vedere se riuscivo a farvi partire questo video che rendeva meglio l'idea di cosa si fa e cosa vuol dire fare project cargo, però prima la signora aveva provato, ma vediamo se ci sono riuscito. Boh, non c'è il volume, ma non importa. Questo è quello che noi facciamo ordinariamente, quindi abbiamo la cassa enorme, come vedete abbiamo delle rinfuse, dietro imbarchiamo le casse con i colli eccezionali, dove, che ricordo sempre a tutti che movimentare una cassa così parte dalla progettualità, da chi la costruisce, fino a organizzare il trasporto stradale, che è molto complesso, a volte per dimensioni, a volte per pesi e via dicendo, per poi essere progettata come essere sbarcata in porto, trasferita sotto bordo nave e poi fare tutta la progettazione per l'imbarco. Non ne parliamo dal punto di vista assicurativo, perché ovviamente dal punto di vista assicurativo questo era un pezzo da 1500 tonnellate per dire, quindi da noi entrano dalla scatoletta, ripeto come dicevo prima, della DHL di 1 chilo ai moduli di 1800 tonnellate o altre cose dove che imbarchiamo.
Quindi generalmente noi cosa facciamo? Ci mettiamo, tra virgolette, a servizio dell'industria italiana, che è un'eccellenza nel produrre tutte quelle attrezzature e quelle cose che servono per costruire gli impianti, soprattutto oil and gas, che vanno purtroppo in questo momento, a causa guerra, interrotto il traffico, però siamo un'eccellenza a livello italiano, per quello parlavo prima che a livello italiano il porto include anche tutta l'Italia, non solo la parte locale della città o della regione, sia per importanza, ripeto, ma soprattutto del know-how italiano che viene portato nel mondo. E quindi oggi cosa sta succedendo sempre più? Che chi costruisce, avendo un sacco di incertezze sul paese di destinazione, preferisce organizzare il tutto il più possibile in casa, quindi in poche parole l'attrezzatura che è pronta a essere collegata direttamente alla rete e messa in funzione, quindi praticamente si costruisce tutto a casa, si collauda a casa, per quanto grande diventi il collo viene in qualche modo studiato a livello ingegneristico, il trasporto, la messa sotto bordo, l'imbarco, assicurativamente parlando il trasporto, eccetera, imbarcato in modo tale che quando arriva a destino lo sbarchi, lo metti giù, plugin, lo attacchi e poi comincia a plug and play e comincia a lavorare. Questo è quello che noi generalmente facciamo ed è il nostro core business principale. Poi ripeto, ricordo sempre a tutti che l'Italia vive ancora molto di siderurgia e quindi buona parte del siderurgico ad oggi necessario per l'attività del nord Italia e buona parte dell'Italia passa attraverso la parte nord, che dopo lo vedremo con quei dati che vi dicevo prima. Effettivamente nel nord Adriatico c'è la maggioranza del prodotto alla rinfusa movimentato a livello italiano. Perché? Per natura la pianura padana ci sono più attività di altre parti d'Italia e poi abbiamo anche, bisogna dirlo, la fortuna geografica che effettivamente noi abbiamo ottimi collegamenti, perché non abbiamo interruzioni, montagne, catene montuose, gallerie strane, sia dal punto di vista stradale, dal punto di vista ferroviario, e siamo gli unici a livello italiano di avere quello fluviale, perché il Po ce l'abbiamo solo noi. E quindi pertanto molti colli che non si riescono a trasportare né via camion né via treno vengono imbarcati su delle chiatte, corrono lungo il Po, arrivano o nel porto di Chioggia o nel porto di Marghera e da lì vengono trasbordate, quindi o messe a terra e poi imbarcate o direttamente dalla chiatta sulla nave, vengono presi questi colli enormi e caricate sulle navi per poi vanno a destino, perché ripeto, come dicevo prima, ormai la tendenza è quella di predisporre la caldaia già pronta operativa, il reattore già pronto a essere inserito nell'impianto dell'oil and gas, eccetera. Bene, allora l'ho lasciata chiacchierare un po', mostrarci a lungo questa vostra realtà, perché in realtà già così ci ha dato tante risposte a delle domande che mi ero preparato in scaletta. Volevo solo riproporle in modo che ce lo risottolinea a questo punto due temi. Il primo, per quanto concerne le merci black bulk, se ho capito sì, bene, sono le rinfuse solide, ma anche è tutto ciò che non va in container, per cui una grande varietà di tipologia di prodotto. Ecco, nello specifico del porto di Venezia, se dovesse citare le tre principali filiere che voi, quindi che il nostro porto serve in quest'ambito di prodotto, senza parlare del project, quindi degli impianti, diciamo, sì, che tre filiere ci evidenzia per appunto le merci non project e non container. chiaro. Allora, diciamo che l'Italia merci alla rinfusa o break bulk soprattutto le importiamo, perché poi in esportazione, come abbiamo visto prima con il di lungo, costruiamo attrezzature particolari, cose particolari, però noi soprattutto per produrre i famosi coils o le bobine d'acciaio, tutto quell'acciaio che serve per fare l'automotive, buona parte passa per il porto di Venezia, anche quello che poi va spedito su in Germania. Purtroppo anche là abbiamo subito un po' di crisi sulla produzione dell'automotive, quindi secondo me le tre filiere principali a Venezia sono: uno, siderurgico, che può essere prodotto già finito,
quindi pronto all'uso, per dire ma arriva la lamiera, che voi tante vedete, noi siamo fornitori principali di tutto il prodotto, la materia prima che arriva per fare la famosa lavatrice o attrezzature della Beko, o ripeto come da tante automotive, o il semi-lavorato, che quindi vuol dire che è un prodotto sempre d'acciaio che ha già subito una fusione, una trasformazione, però non è finito, e quindi va sulle ferriere nostre che operano nell'ambito della pianura padana, il quale lo trasformano in prodotto finito. Oppure arriva soprattutto la merce alla rinfusa, quindi la ghisa, il rottame, le bricchette, che è una specie di preridotto, dopo non voglio entrare nel dettaglio, che vengono poi in base a diversi mix, miscelate e fuse per fabbricare, produrre diverse tipologie di acciaio in base alle richieste. Perfetto, quindi siderurgico. Siderurgico il primo. Secondo, anche perché ne trattiamo molto, però anche a livello di volumi, secondo me oggi è l'agroalimentare. Ricordo sempre a tutti che noi qui alimentiamo tutti gli allevamenti famosissimi della parte del Verorese, della parte giù dell'Emilia, eccetera, quindi che tra Ravenna e Marghera, perché poi vedremo che Ravenna a livello di numeri è addirittura maggiore di Marghera, e quindi è l'agroalimentare, e quello effettivamente ne arrivano in quantità importantissime, quindi quello è il secondo. Il terzo, che anche qua nello studio che ha fatto di ricerca lo considerano in ogni caso rinfuse, anche se non è, sono i liquidi sostanzialmente. A Venezia arrivano ancora fortunatamente tanti liquidi, quindi non più, pensiamo più al famoso petrolio che esisteva una volta, oggi arrivano le benzine più raffinate, i biodiesel e altre cose, però effettivamente a livello di quantitativo, lo vedremo nei numeri che tra un po' vi mostro, effettivamente sono ancora molto rilevanti. Quindi questi secondo me sono i tre filoni che oggi arrivano nel nostro porto. Poi invece volevo ritornare sul project cargo, quello che ci ha fatto anche vedere, perché mi interessava, ce l'ha commentato, si intuisce che c'è tutta una progettazione dell'arrivo, dell'imbarco e via dicendo. Chi fa questo? C'è un team, c'è una collaborazione fra azienda e voi, insomma, chi studia in pratica questo evento così complicato che immagino sia imbarcare ho detto col tubo, sì, il reattore, esatto. Quindi effettivamente cosa succede? Che gli ingegneri che progettano e costruiscono sono sempre bravi, ma non pensano mai poi alla logistica. Questo purtroppo è un difetto che noto sempre con tutte le aziende che ho a che fare. Quindi generalmente loro, in base alle necessità del cliente finale, vedono di progettare, come dicevo prima, il pezzo più completo possibile in casa, perché effettivamente mi mettono nei panni loro, andare a lavorare in Far East o avere personale specializzato in quel posto o attrezzature specializzate in quel posto fanno molta più fatica che non gestirlo in casa, ovviamente. Quindi vedono di costruire il più possibile qua e avere il plug and play pronto, che quando arrivano lo attaccano e funziona. Quindi loro generalmente partono da questo concetto, ci arriva sempre il problema della logistica, arriva dopo. Quindi sostanzialmente loro costruiscono, finiscono, poi dicono ma ho questa caldaia, questo devo spedirlo. Qua abbiamo alcune persone che lavorano anche nel nostro settore, quindi cosa succede? Da là comincia tutta una progettazione importantissima e rilevante che la fa direttamente il cliente utilizzando alcune ditte specializzate e affidandosi ad alcuni spedizionieri specializzati nel settore portuale, per cominciare il trasferimento dalla ditta che l'ha costruito, dalla fabbrica, chiamatela come volete, al porto. E già là si apre un mondo tra passaggi, pesi, ingombri, chiatta sì, chiatta no, treno sì, treno no, camion sì, camion, chi più ne ha ne metta. E quindi là è una progettazione che fanno loro, con tutte delle autorizzazioni che per ottenerle sono molto lunghe, perché bisogna sottoporre tutto, poi essere autorizzato ad attraversare certe strade, certi ponti, non ne parliamo dei ponti, con certe attrezzature così importanti e rilevanti. Poi quando arriva nell'ambito portuale veniamo investiti noi, sempre tramite lo spedizioniere, che è colui che fa le veci del caricatore sostanzialmente, che è la persona esperta, e quindi effettivamente poi si studia anche in ambito portuale come movimentare questo collo, perché non sempre questo collo arriva e si trova la nave pronta per imbarcarlo e vada via. Molto spesso si arriva, bisogna pensare di scaricarlo a terra per poi riprenderlo e portarlo sotto bordo quando si presenta la nave, perché ricordo sempre a tutti che le navi, vedete anche quello che accade in giro per il mondo,
non sono dei treni, quindi loro prevedono quando arrivano, ma possono avere 10.000 intoppi, dal semplice maltempo all'inconveniente nel porto precedente o anche a problemi che può incorrere la nave durante la sua navigazione. Quindi la seconda grande impegno è progettare come scaricare, ricaricare e trasferire sottobordo questo pezzo, e poi parte il terzo step, che invece è la progettazione per il sollevamento. Là intervengono degli ingegneri qualificati e là si lavora in joint, ovviamente, perché là a quel punto entra a far parte anche la nave, e alla fin fine, che ripeto che non è di poco conto, quando si imbarca su una nave un pezzo di queste dimensioni o particolare, che non è a volte una semplice scatola e forse diventare leggermente più semplice organizzare il tutto, sono veramente particolari i pezzi dove hai alcuni punti che possono di forza, dove si possono attaccare, alcuni punti no, eccetera. Bisogna fare tutta l'attività di fardaggio e rizzaggio a bordo delle navi, che una nave naviga nel mare. Se tu non vuoi perdere qualche pezzo in mare ed è successo, devi rizzarlo adeguatamente, perché a volte le navi, ripeto, soprattutto questi pezzi qua, fanno navigazioni molto lunghe, Stati Uniti, Canada, Far East, Cina, quindi vanno veramente navigazioni di mesi, quindi devi assicurare pezzi magari alti anche 20 o 30 metri su una nave che balla in mezzo al mare, non è di semplice attuazione. Quindi questo è quello che segue tutto il Project Cargo. Noi diciamo che come terminal ci siamo specializzati nell'essere in grado a gestire buona parte di tutte le merci che transitano attraverso il nostro porto. Negli anni abbiamo fatto l'esperienza, acquisito personale con know-how in grado di farlo e soprattutto le attrezzature che servono. Ecco, infatti, ogni tanto, come dicevo prima, gli ingegneri che progettano ci mettono in difficoltà lo stesso, però in qualche modo... accettate la sfida, ce l'avete fatta fino ad oggi. Sì, perché generalmente dopo alla fin fine la squadra è sempre unica, ripeto, chi produce che è il caricatore, lo spedizioniere che segue il caricatore, l'agente nave che segue la nave, noi come terminalisti in mezzo, generalmente si cerca di fare una catena unica, una squadra unica, per far sì che le cose vadano ovviamente a buon fine. Ecco, noi dobbiamo andare a grandi flash, no? Sì. Per movimentare in particolare questi prodotti così particolari, ma anche, mi pare di capire, vedendo anche le immagini, le altre tipologie di merci, servono attrezzature, e anche nel vostro sito ho letto, senza approfondire, di gru, carrelli elevatori, carri ponti, rimorchi, eccetera. Il personale che quindi deve utilizzare, gestire queste attrezzature e portare i prodotti dalle navi alle altre attività e viceversa, che profili oramai oggi devono avere? Allora, abbiamo due cose. Uno, il personale, ormai mi perdoni il termine perché anch'io ci sto andando, datato, che effettivamente deve adattarsi ai nuovi tempi, perché effettivamente i meccanismi stanno cambiando dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista dell'utilizzo, bisogna conoscerli, sono molto più elettronici, poi effettivamente noi in base al tipo di prodotto cambia anche il tipo di mezzo, perché non abbiamo un prodotto standard. Noi un giorno hai la rinfusa, un giorno hai il forklift per la cassettina, un giorno hai la gru da 200 tonnellate per la cassa, un giorno hai più niente. Quindi effettivamente abbiamo personale che l'unica cosa che rimane da fare è sempre formarlo il più possibile, avere dei soprattutto referenti e responsabili che seguono le varie attività, competenti e che si preparano prima, perché magari la gente non sa, ma prima di fare un'attività noi ci prepariamo sempre con il referente presente lì, non solo l'operatore vero e proprio, sulla modalità, l'inconveniente che può accadere, il mezzo che abbiamo a disposizione, cosa possiamo fare con quel mezzo, ne serve un altro, e soprattutto, ripeto, i tempi cambiano perché le tecnologie giustamente stanno evolvendo e quindi abbiamo mezzi sempre un po' più complicati da adoperare, più semplici, sembrano più giocattoli, però alla fin fine sono mezzi che lei, come giocare col joystick, come fa il ragazzo col videogioco, ma ne solleva 50 tonnellate al colpo. In porto infatti generalmente bisogna sempre stare attenti, quindi lei, faccio un esempio, chi opera con le gru, a chi è capitato di salire su una gru, lei si trova a un 25-30 metri d'altezza, movimenta colli da 120 tonnellate, dove sotto c'ha 4-5 persone che mettono le mani.
quindi immagini la tensione di chi è sopra quando sbaglia, o il terrore di sbagliare, non quando sbaglia perché preghiamo il Dio, ma fortunatamente no. Però effettivamente, quindi questo volevo dire, quindi è la formazione e soprattutto trovare persone, e ne stiamo, devo dire che un pochino sta cambiando, abbiamo trovato persone incentivate che gli piace questo tipo di lavoro, perché? Perché riscoprono che questo lavoro non è più il lavoro del portuale, vi perdoni il termine, che portava i sacchi in spalla, è finito, quello non c'è più. Nell'immaginario ancora di tanti di noi. Ma anche nelle manutenzioni, ormai quasi tutti i mezzi nostri, non c'è più il mezzo che il meccanico, perdoni il termine, deve cambiare il tuo e devi entrare col computer e ti rilevare il dato, è il problema. Ormai anche noi, come tante altre cose, siamo un po' più indietro, devo dire la verità, rispetto a altri sistemi di lavoro, altre tecnologie, altri processi lavorativi, soprattutto anche portuali. Però effettivamente anche noi stiamo facendo un passo in avanti importante. Quindi, per dire, quando una gru si ferma, ormai è normale che il tecnico dall'officina col computer va a vedere qual è il problema e lo risolve magari anche già elettronicamente, o perlomeno chiama il tecnico e dice vai a cambiare quel relè o quel fine corsa o che so io. Quindi ormai ci stiamo modernizzando molto, e questo devo dire che attira un po' di più i giovani, perché prima i giovani pensavano vengo in porto sporco, brutto, come dicevamo prima, e invece non è più così. E le altre tematiche che sono proprie di tutte le aziende oramai oggigiorno, della sostenibilità ambientale, risparmio energetico, transizione digitale, qualcosa me l'ha già anche accennato, come sta intaccando, diciamo, il vostro mondo, in particolare come la vostra azienda, ma forse anche nel nostro. Allora, noi stiamo investendo moltissimo, soprattutto nelle attrezzature e nei meccanismi. In questi ultimi anni abbiamo investito tantissimo. Diventeremo a livello di break bulk il primo terminal che saremo in grado da luglio di quest'anno, del 26, alimentare le gru a livello elettrico. Dovrebbero completare i famosi lavori col PNRR al 30 giugno, quindi tutte le macchine che noi abbiamo preso negli ultimi 3 anni sono già predisposte che quando lei le mette in servizio si spegne il motore diesel e si attaccano alla corrente e lavorano ugualmente. Anche se devo dire che negli ultimi anni con le attrezzature prese, tra ovviamente motori più ecologici, abbiamo preso la prima gru ibrida che in Italia non c'era, che ha un sistema, non dico di batterie, si chiama capacitori, e quindi con un motore molto più piccolo lei riesce a mantenere ugualmente la resa di quella col motore più grande. Non solo ovviamente egoisticamente va a ridurre i consumi della macchina e quindi i costi, ma va a inquinare molto molto meno. Perché tanto per darvi un'idea, una gru un po' datata, siamo nell'ordine dei 70 litri ora di gasolio, la gru nuova siamo sui 37-39. E quindi, ma a parte il risparmio e inquinamento, certo. Perché ripeto, quando si parla di meccanismi non è la macchina o le cose, cioè stiamo parlando che la gru ibrida ha un capacitore che gli dà 250 kW in più ogni manovra. È un'attrezzatura stranissima che purtroppo costa l'ira di Dio, però sostanzialmente dà il suo beneficio. Chiaro. I nostri tempi sono tutto sommato limitati, ma a questo punto le chiedevo come vede, diciamo, i prossimi 4-5 anni, quindi un orizzonte medio ma a portata, pur con le turbulenze che non rendono facile, ma insomma sperando che le turbulenze più importanti rientrino, e se può riprendere quel tema delle prospettive per i giovani, no? che è uno se vogliamo, dei grandi assigli anche per la nostra città e quindi tutti noi cittadini, sia come attrattività ma anche oggettivamente come crescita di opportunità qualificate, no? Che è uno dei temi chiave che oggi si dibatte anche in città, dove sì, l'occupazione c'è, i tassi di disoccupazione sono sempre più bassi, ma si racconta, e forse è anche vero in molti casi, poco qualificata, no? Ecco, allora ritorniamo su questo aspetto che è uno dei più importanti per la cittadinanza. Il futuro non sarà semplice, nel senso sarà bello, secondo me, molto molto bello, per i giovani e per chi sta lavorando oggi, quindi per le nuove leve e anche quelle attualmente in lavoro.
Perché? Perché, come dicevo prima, il lavoro della logistica nell'importazione e nell'esportazione sarà sempre maggiore a livello italiano ma europeo in ogni caso, indipendentemente da quello che succede, limiti, non limiti, dazi, non dazi, sarà sempre maggiore e sempre più rilevante. E soprattutto il giovane che oggi effettivamente è un'attività, volevo dire che dà un certo futuro e respiro. Il problema che vedo, che secondo me non sarà l'ultimo problema che stiamo avendo oggi purtroppo con l'Iran, è che se lei osserva negli ultimi anni abbiamo sempre avuto un evento quasi ogni anno più o meno. E quell'evento là, faccio un esempio stupido, all'epoca quando quella famosa nave container si era incagliata e traversata lungo il canale di Suez, tutti sono diventati esperti di navi, di container, tutti sapevano tutto, fino a che l'altro giorno non sapevano neanche dove era il porto a Venezia. Quindi effettivamente questo forse nel male, nel bene invece ha servito a far capire alle persone l'importanza delle merci che arrivano. Cioè ricordo che il 77% della movimentazione della merce mondiale va via nave. Questo la gente gli sfugge l'importanza di tutti i settori, perché la gente crede il pannello di compensato per fare il tavolo, il mais o la farina per far mangiare i maiali che si trova a mangiare poi nel ristorante, la cellulosa per fare la carta o le scatole. Immagino che i nostri cellulari... Sì, quelli vanno più in container però, perché, perché dopo certi prodotti un po' di nicchia, perdoniamo così, perché immagini lei in un container quanti cellulari ci possono stare, certo. non ho neanche idea del numero, ma penso tantissimi. Ecco, quindi io sto parlando di ripeto, il metallo è una stupidaggine, ma le due più grosse aziende che lavorano nella pianura padana, che fabbricano i guardrail, o le torri, quelle faro di ferro che ci sono, arrivano prodotti semilavorati dal giro del mondo, loro li lavorano e producono, sono le uniche due. Quindi volevo dire, la gente a volte sottovaluta quanto è l'importanza di ciò che arriva, perché la gente non ha idea che tutto quello che tocca per buona parte passa attraverso una nave, un servizio logistico, un treno, una chiatta e un camion. E questo secondo me è quello che aiuta i giovani, e stanno capendo sempre più, ad apprezzare questo. Grazie all'ingresso dei giovani e al mondo che sta evolvendo, noi ripeto siamo un po' indietro, però devo dire che stiamo avendo in questi ultimi anni obbligatoriamente una svolta importante. Il difficile, e la sfida per tutti, sono queste variabili, perché lei oggi ha la guerra dell'Iran, una volta all'epoca si era bloccato Suez, una volta si ferma la Russia, e una volta è là, e quindi, ma la logistica cosa fa? Si adatta. E quello è il bello della logistica. Per quello dico che secondo me è bello sia per gli attuali che per i future leve, perché l'importante è l'iniziativa, trovare le soluzioni, perché la logistica non si ferma, indipendentemente dalle difficoltà. Ovviamente molto spesso con degli oneri maggiori. Certo. Bene, io dal punto di vista delle cose che... Io volevo mostrare che è curioso, se ero andato qua per farle capire loro le infuse, questo studio che è molto importante include anche le liquide. E per far capire la rilevanza del nord Adriatico, Monfalcone movimenta circa 1,9 milioni, 19 milioni Trieste, ma il grosso, quello blu, è liquidi, 3 milioni e 8 Venezia, 5 e 7 Ravenna, quindi Ravenna è molto forte soprattutto nell'agroalimentare per la disponibilità di spazi eccetera, poi storicamente è così, Bari, Taranto, il resto come vedete sono solo liquidi, quindi il grosso delle rinfuse si fa nella parte adriatica e sono volumi importanti. Tornando a quello che dicevo prima, il 77% delle merci da trasportare sono rinfuse, quindi il 46% solide e il 31% liquide, quindi per far capire i numeri e i valori di cosa vuol dire movimentare questo tipo di prodotto. Questi sono i transiti che ci sono, pensate, nel 2025 solo di porta rinfuse ne sono transitate quasi 8.000, per far capire quanta merce si muove nell'ambito, andiamo con le solide, i 10 porti principali europei, c'è Rotterdam, Amsterdam, Costanza, Hamburgo, Ravenna è al penultimo, però devo dire che è un porto importante. Questa è la movimentazione di porti italiani, quindi le infuse liquide e solide rappresentano il 48% del totale delle merci movimentate in Italia. Qua è un po' di statistiche, vediamo se c'era un'altra
Qua sono le navi, va bene, short sea, long sea, va bene, non cambia. Il porto di Ravenna, che è stato preso di riferimento, effettivamente ha avuto degli incrementi notevoli. Quello che invece oggi appare sono certi prodotti che magari vengono sottovalutati, tipo la bauxite, il nickel, il fatto di aver cambiato, il fatto di queste necessità di fare le batterie vengono con quei prodotti là, e quindi pertanto quei prodotti 99 su 100 vengono trasportati con navi in bulk, quindi non vanno in container, e quindi questi prodotti hanno avuto, come vedete, e avranno sempre di più. Vedete, la bauxite è prevista nel 27 ad avere un'impennata notevole. Perché? Perché il mondo sta evolvendo, le auto andranno a batterie, per fare le batterie servono il materiale, e quindi cambia, e sono materiali che faccio una domanda banale ma mi incuriosisce: la bauxite come arriva? è tipo in solida, rinfusa. Ma tipo polvere, tipo terra, sassi? Tipo terra, consideri terra, sassolini, terra. Dipende poi dalla pezzatura, eccetera. Sì. Come vedete, però, in ogni caso, a livello di volume, nella previsione che hanno fatto, sia delle rinfuse liquide che delle rinfuse solide, non prevedono da qua al 2009 grandi variazioni. Come vedete, 48, 53, 52, 50, 49, 49, 67, no. Sì, Perché? Perché poi i consumi che abbiamo sono quelli. Cambiano a volte, come dicevo prima, faccio le batterie ma arrivo più un prodotto rispetto ad un altro, ma a livello globale non prevedono grandi. Quindi è strategico la parte delle infuse per la parte della manifattura e commercio marittimo. I porti dell'Adriatico svolgono un ruolo centrale perché, ripeto, come abbiamo mostrato prima, il grosso delle infuse viene fatto nell'Adriatico, e dopo ricordo che c'è anche il 56% dei traffici di combustibile a navi rinfusiere, che è per il trasferimento in comunità europea. Quindi volevo dire, è un settore che la gente a volte sottovaluta, ma molto spesso è tutto ciò che noi tocchiamo con mano, dall'alimentare alla scrivania, alla materia prima. Nelle rinfuse liquide non ne parlo nemmeno, della benzina, del gasolio e chi più ne ha più ne metta. Basta, nient'altro. Chi ci ha seguito, e spero che anche, soprattutto, mi permetto di dire, di noi non esperti, abbiamo anche da questo incontro ricavato concetti che conserveremo, e questo era, come ho anticipato, il terzo incontro di questo primo ciclo. L'appuntamento a questo punto sarà al prossimo ciclo, che vi annunceremo quanto prima. Buona serata a tutti. Grazie a tutti, vedo nessuno addormentato e così.